Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale che apriamo con la svolta in vista delle comunali a Udine. Il centro-sinistra ha scelto il proprio candidato che sfiderà Pietro Fontanini, si tratta dell'ex rettore Alberto Felice De Toni. Sarà sfida tra due professori per la candidatura a sindaco di Udine. Dopo alcune settimane di indugi, anche il centro-sinistra scioglie le riserve. Sarà Alberto Felice De Toni a guidare la corazzata che proverà a sfidare Pietro Fontanini per la conquista di Palazzo d'Aronco. La decisione è giunta questa mattina dopo l'incontro avvenuto tra l'ex rettore e l'esponente Alessandro Venanzi. In caso di vittoria, l'accordo trovato tra i due porterebbe l'attuale capogruppo del PD in Consiglio Comunale a ricoprire il ruolo di vice sindaco. La mediazione comunque sarà formalizzata la prossima settimana dopo un passaggio obbligatorio in assemblea Dem. Il dado ormai tratto ed è certamente un primo grande segnale anche per quei gruppi politici e quelle liste civiche, Movimento 5 Stelle e di Prima Udine su tutti, che dovranno decidere come muoversi in vista delle amministrative della prossima primavera. Intendo mettere a disposizione della città e della coalizione l'esperienza e la conoscenza della città che ho maturato in questi anni di amministratore, le parole di Alessandro Venanzi, convinto che insieme alla capacità di Alberto De Toni saranno ingredienti fondamentali per dare a questa comunità un altro tipo di futuro. Rilanciare Udine a partire dalle vocazioni di ogni singolo territorio è la ricetta di De Toni per battere Fontanini. Sentiamolo nella sua prima intervista da candidato sindaco. Prima ero un candidato a disposizione, adesso sono un candidato in pectore perché su questa candidatura devono esprimersi le civiche, il terzo polo, gli autonomisti e anche il Partito Democratico. Ma come si è arrivato a questo accordo con Venanzi? Ma allora, in realtà come si è visto c'è stata sostanzialmente una convergenza sulla mia disponibilità da parte delle civiche. Poi la settimana scorsa è arrivata quella del terzo polo, nel PD c'era una disponibilità che era quella appunto di Venanzi, c'è stato un lungo confronto interno, ma alla fine Alessandro Venanzi ha fatto una scelta coraggiosa e a mio avviso nella direzione giusta di arrivare uniti ad una sfida basata su una candidatura civica che vuole un'amministrazione di scopo per il rilancio di Udine e del Friuli. Questo rilancio su che cosa si dovrebbe basare? Ma intanto deve essere basato su una coesione sociale, su una coesione delle attività economiche e delle attività sostanzialmente più in generale del commercio, del turismo, eccetera. Cioè noi dobbiamo creare un clima di fiducia in noi stessi, ripartire nelle vocazioni territoriali di questa città che ha avuto un grande passato e secondo me ha un grande futuro. Una sfida durissima contro Fontanini, che ha sempre vinto? Beh, Fontanini ha sempre vinto, motivo in più dobbiamo allenarsi, lavorare, lavorare, lavorare. È stata approvata nella notte dal Consiglio regionale con 26 voti a favore, 19 no delle opposizioni, un'astensione, l'ultima finanziaria regionale della Giunta Fedriga, manovra di bilancio che pareggia 5 miliardi di euro. Autonomia e investimenti, i due cardini sui quali è ruotato l'azione politica e amministrativa della regione nell'intera legislatura, ha detto Fedriga, che ha parlato anche di una legge di stabilità senza precedenti, le cui risorse contribuiscono a offrire risposte sempre più puntuali alle esigenze del tessuto economico e sociale. La manovra ha uno scostamento positivo superiore ai 300 milioni rispetto al 2021, prevede 2,9 miliardi alla sanità con risorse quintuplicate, 55 milioni per il super sconto carburanti, 4 milioni e 7 per investimenti industriali in rilancio impresa, 3 milioni nel triennio per il voucher Turesta, 1 milione e 3 per la Dunata degli Alpini e poi c'è l'incremento delle risorse di dote famiglia che stanzia 200 euro in più a nucleo. Rinegoziare i patti finanziari con Roma, ha ricordato Fedriga, ha portato a dimezzare l'importo del contributo straordinario alla finanza pubblica attestato nel 2018 a circa 800 milioni di euro, consentendo così in tal modo di trattenere e reinvestire più risorse sul territorio. Ci sono sempre più friulani costretti a letto a causa dell'influenza. Il virus ha colpito finora quasi 100.000 persone in regione, mandando in affanno gli ospedali, ma la curva pare in discesa.
Sono quasi 90.000 i friulani colpiti finora dall'influenza australiana, più di 10.000 solamente nell'ultima settimana. È il dato che è possibile ricavare dal bollettino dei medici sentinella della rete Influnet, diffusa dall'Istituto Superiore di Sanità. La crescita del virus pare però essersi arrestata. L'incidenza in Italia è infatti pari a 15,5 casi per 1.000 assistiti, erano 16 nella settimana precedente e si attesta nella fascia di intensità alta. Nella cartina diffusa dall'Istituto Superiore della Sanità il Friuli Venezia Giulia non è tra le regioni più colpite, è colorata di arancione e i casi si attestano tra i 9 e i 14 per 1000. Nell'altro grafico invece si evidenzia l'andamento anticipato dell'influenza con un valore di incidenza nel picco superiore a tutte le precedenti stagioni, tale da aver messo KO già numerose persone. In particolare l'influenza 2022-2023 continua a correre a livelli molto alti tra i bambini. Nella fascia d'età 0-4 anni l'incidenza è pari a 50,62 casi per 1000 assistiti. Gli ospedali in regione sono in affanno a causa di numerosi pazienti che ogni giorno occupano il pronto soccorso. Sicuramente l'influenza sta colpendo duramente, va affrontata, fronteggiata con un sistema che cerca di contenere e contrastare questo fenomeno e gli effetti che derivano inevitabilmente al sistema sanitario. In certe situazioni abbiamo visto anche condizioni di inappropriatezza, ma questo significa che va rinforzato il sistema territoriale, vanno messi i medici in medicina generale nelle condizioni di girare meno carte e di poter assistere più i pazienti. Parlando di Covid invece 565 le positività rilevate oggi in regione, su 3.725 tra test e tamponi, 10 le persone ricoverate in terapia intensiva, in altri reparti 258. Oggi si sono registrati decessi di 6 persone con Covid, 3 a Udine, 2 a Trieste e 1 a Pordenone. La pandemia non sembra aver frenato la spinta alle donazioni di sangue, il Friuli resta al vertice nazionale, il nemico numero 1 però è un altro, il calo demografico. Calano dell'1,9% le donazioni di sangue in provincia di Udine, passando da 35.276 a 34.650, 626 sacche in meno, che non mettono in dubbio però il dato principale, ovvero che il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana più virtuosa per il dono e quella che conta il maggior numero di volontari rispetto ai residenti. Pesa però il fattore del calo demografico. La denatalità sta influenzando anche la situazione delle donazioni. Diciamo che su 3 donatori 2 sono anziani e 1 è giovane. L'obiettivo è garantire l'autosufficienza di sangue nei prossimi anni e c'è ottimismo perché il numero dei nuovi donatori è costante, passati da 1.705 del 2021 a 1.890 del 2022, quindi con un aumento del 10% ed è composto soprattutto dai giovani. I giovani che entrano a far parte della nostra associazione sono un numero importante, sono un numero di circa quasi 1.000 all'anno, quindi sono giovani, tutti neodiciottenni, e soprattutto sono interessati, non è che donano e basta, ma sono interessati a comprendere dove il sangue, il suo percorso e come viene utilizzato clinicamente. Questo è il frutto di un intenso lavoro nelle scuole, ma anche grazie alla presenza fondamentale dell'autoemoteca. Il riordino e la riorganizzazione in questo momento secondo me è importante tra le nuove autoemoteche che abbiamo e i centri trasfusionali. Troveremo una sinergia tra i 2 mezzi di prelievo per venire sempre incontro sempre di più alle esigenze del donatore. Festa di Natale al gruppo Danieli con un centinaio di dipendenti che hanno ricevuto dei riconoscimenti, sentiamo 2 di loro. Francesco Estrelli, premio per etica, lealtà verso l'azienda, intelligenza operativa, professionalità, impegno ed edizione. Come si arriva a questo riconoscimento? Un riconoscimento che mi ha lasciato molto soddisfatto, è arrivato in un momento in cui oltre a sentire forte l'impegno mi sento anche molto vicino a me stesso, cioè sento di riuscire ad esprimere bene me stesso e i miei valori e anche le mie passioni. Quanto è importante contribuire alla squadra, fare team? È importantissimo ed è la cosa più importante secondo me, c'è una questione di eccellenza tecnica che è importante, ma l'eccellenza si raggiunge solo attraverso un lavoro di squadra forte e una ricerca continua del miglioramento di quello che è la collaborazione e la comunicazione. Cristian Canevarolo, premio per essersi distinto per iniziativa, qualità del lavoro, spirito di miglioramento continuo, aziendalismo, senso d'appartenenza. Cosa vuol dire far parte di una grande azienda come la Danieli? È un punto di partenza e non di arrivo per provare a raggiungere obiettivi sempre più sfidanti. Lavorare per la Danieli significa lavorare per il top
e sono felicissimo e spero di riuscire a continuare a dare il mio contributo. Quanto è importante l'esperienza e darla poi alle persone che arrivano? L'esperienza sicuramente importante, ma altresì importante proprio riuscire a trasferirla alle giovani leve, per riuscire a dare una continuità e fare in modo che l'azienda possa prosperare nel tempo. E a margine della festa di Natale il presidente Gian Pietro Benedetti è intervenuto parlando del caro energia, di inflazione, dell'aumento dei tassi della BCE. L'energia credo che andrà scemando, la speculazione avrà ancora qualche fiammata durante i prossimi mesi, ma è probabile che entro il 2023 ritorneremo non ai livelli di prima ovviamente perché c'è un libero mercato, ma a livelli ragionevoli. Questo governo sta dando qualche contributo a dare una spallata al caro energia? Il governo, per quello che si può capire, appare avere idee abbastanza concrete sulle priorità. Saper scegliere le priorità di fronte a 1000 problemi è una cosa importante. Ovvio che l'Italia con i suoi 2.800 miliardi di debito avrà un peso superiore di altri paesi con l'aumento dei tassi che sta avvenendo come presupposto per calmare l'inflazione e quindi saremo costretti a pagare qualcosa di più e quindi a stringere qualcosa di più la cinghia nei prossimi mesi. Le società dilettantistiche della Regione hanno detto sì alla riforma dei campionati, stiamo parlando di calcio dilettanti, oggi a Palmanova l'assemblea delle società, un contrario e un astenuto, per il resto ok alla nuova formula che ora sarà valutata da Roma e che arriverà entro il 2026-27. Sentiamo il presidente del comitato regionale Canciani. Oggi è stata una giornata molto importante per il calcio del Friuli Venezia Giulia perché dopo tanti anni finalmente abbiamo dato gambe a questo progetto di riforma. È una riforma, come ho avuto modo di dire, non statica ma dinamica e dovrà necessariamente tenere in considerazione quello che sarà il numero delle società e il numero degli atleti che mano a mano andremo a riformulare nei vari campionati. Non è facile da fare perché capisco che per qualche società sarà veramente un problema, però era necessario metterci in mano e crediamo che questo debba essere fatto in questo momento. Noi abbiamo fatto 6 incontri sui territori, come ho avuto modo di dire, uno a Trieste, una a Gorizia, 2 a Pordenone e 2 a Udine. Abbiamo raccolto circa l'80% di adesioni a questa proposta che, come ripeto, è una proposta, è uno scheletro di riforma perché dovrà essere riempita poi di tutti i vari contenuti, però dovevamo prendere un punto di arrivo e un punto di partenza e un punto di arrivo che abbiamo. Ho colto sicuramente grande interesse, stupore da parte di qualcuno, preoccupazione come abbiamo avuto modo di sentire da parte di qualche altro dirigente, però credo che questo sia un percorso inevitabile per poter sostenere il nostro calcio. La festa oggi dell'Atletica Marignani che ha premiato i suoi campioni, risultati importanti con 6 maglie azzurre, 7 partecipazioni a competizioni internazionali, 9 titoli italiani, ben 43 campioni regionali. La prima grande soddisfazione è stata quella di avere un consistente aumento del numero dei tesserati, il che vuol dire che giovani guardano alla nostra società e aspettano di avere anche buoni risultati dal punto di vista della preparazione atletica. Poi anche gli stessi risultati ottenuti nelle gare stanno a confermare che siamo una società ai primi posti in Italia. Abbiamo riguadagnato la serie argento, siamo rientrati nella serie argento e quindi con una promozione che ci fa ben sperare anche per la prossima campagna, per la prossima stagione sportiva. La pista adesso purtroppo ha un momento di sosta perché le condizioni atmosferiche, il freddo impedisce di fare i lavori. Abbiamo avuto dei ritardi perché sono stati sbagliati i calcoli, però si va avanti. La pista di atletica in primavera sarà una realtà rinnovata e sarà una bella struttura per poter non solo fare allenamenti ma anche disputare delle gare anche internazionali.
arrivata a Pordenone la torcia olimpica di EIOF, terza tappa in regione del Tour, Road to EIOF 2023. La fiamma accesa lo scorso novembre alla Rapacis di Roma è sbarcata nella città del Noncello e è partita da Piazza della Motta con il tedoforo che è arrivato alla loggia del municipio, dove è stata accesa la presenza del sindaco e di alcuni giovanissimi atleti. Ed è tutto per questa sera, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buona serata, arrivederci.